Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, sabato 17 settembre. Ieri si è tenuto il Consiglio dei Ministri ed è stato approvato il decreto legislativo in cui vengono pianificate le regole per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. Viene riferito che i 3 ministri della Lega hanno votato contro il provvedimento. A riguardo si esprime Giorgio Bellemo, presidente Ascot, il quale sostiene l'errore portato in atto dal governo che a un passo dalle elezioni ha deciso di intervenire per regolamentare le concessioni in modo, si afferma, frettoloso, quando sarebbe stato meglio che il provvedimento fosse messo in discussione dal governo che sarà eletto. Che dire, già Draghi ha messo nel decreto concorrenza la questione delle concessioni demaniali in maniera proprio capziosamente, perché c'entrava zero assolutamente con le concessioni. E oggi fa anche il decreto sulla mappatura, che dovrà essere fatto, già lo sapevamo, ma forse era il caso di lasciare questa incombenza importante per le realtà dei concessionari al prossimo governo, qualunque esso sia. Quindi questa accelerazione è una cosa che denota, come dire, una profonda disistima del lavoro degli operatori balneari, in tutte le loro declinazioni e in tutte le loro articolazioni, ai netto di giudizi personali. Non va bene, è un colpo di coda secondo me antipaticissimo, credo che dovremmo anche ricordarci di quelle componenti politiche che di fatto sono state contro e sono contro i balneari. Dopo ci sono alcune cose da rivedere nei balneari, sicuramente sì, sono da rivedere alcune cose, sicuramente sì, però non è questo il modo di approcciarsi. Sembra ci sia anche un odio verso la categoria. Balneari intendo dire chiaramente stabilimenti balneari, chioschi. Ricordiamoci anche che nel demanio turistico insistono caserme, insistono case. Attenzione, in Italia ci sono ancora delle spiagge che sono gestite dagli eserciti, dai carabinieri, che non risultano spiagge, quindi è tutto da rivedere sicuramente. Non era questo il modo, è una cosa veramente di una estrema antipatia. I casi di West Nile registrati in Veneto sono aumentati, 380 contro i 321 della scorsa settimana. 2 persone a causa del virus sono decedute, facendo salire il totale delle vittime a 17. Non si può far altro che raccomandare di proteggersi, consigliati i repellenti, ma prima fra tutte deve essere la collaborazione dei cittadini a fare il possibile per non concedere alle zanzare di proliferare. Quindi è necessario rendere loro l'habitat meno favorevole, eliminando i ristagni d'acqua e utilizzando larvicidi nelle caditoie delle proprietà private. I larvicidi, distribuiti gratuitamente all'ufficio del Verde a Chioggia a Palazzo Morari, sono attivi per una ventina di giorni. Nel caso in cui cadessero piogge abbondanti è necessario riprendere il trattamento. La capogruppo del Movimento 5 Stelle e consigliere regionale Erika Baldin ha invitato la Giunta Zaia in consiglio in regione per discutere il dossier ONU sul Veneto dei veleni. Si rivolge quindi al Presidente e alla sua Giunta dopo aver sottoscritto la mozione della collega Cristina Guarda, perché è convinta che la difesa della salute e dell'ambiente sia nell'interesse di tutti i veneti e non soltanto di una parte, spiega la consigliera. Il dossier ONU, discusso su tutti i giornali, non viene portato alla luce in consiglio regionale, afferma, ed è assurdo che non ci sia una discussione pubblica
sugli importanti temi che riguardano tutto il territorio della regione: inquinamento da FAS, il record di pesticidi nell'area del Prosecco, la bonifica di Porto Marghera, argomenti che si intersecano con la salute pubblica. Conclude Baldin che, vista anche la maggiore incidenza di determinati tumori, diventa necessario che la Giunta informi i veneti e si auspica che la mozione Guarda sia calendarizzata e discussa al più presto in Consiglio regionale. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. L'assessore alla protezione civile della Regione Veneto ha seguito con molta attenzione la tragedia che ha colpito le Marche, sferzate dal maltempo senza pietà. La Regione Veneto ha dato immediatamente la propria disponibilità attraverso la protezione civile. Nel caso in cui la protezione civile delle Marche fosse in difficoltà, partiranno in suo soccorso prima le regioni più vicine, ma il Veneto si è detto pronto ad intervenire. Solidarietà da parte del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dell'assessore della protezione civile nei confronti di un territorio che ha subito nelle scorse ore un disastro ambientale. Il nubifragio che si è abbattuto ha messo in ginocchio la gente del luogo, creando gravi danni alle abitazioni e alle varie attività, e un plauso a tutti i volontari di qualsiasi corpo di appartenenza che ora si stanno prodigando per dare una mano concreta alle Marche e ai suoi cittadini, per rialzarsi in piedi presto e con orgoglio. Ci tengo ad esprimere tutta la mia vicinanza, la mia solidarietà alla popolazione marchigiana per il drammatico evento che li ha toccati, questo nubifragio terribile. Abbiamo visto delle immagini davvero scioccanti, purtroppo ci sono state delle vittime con un conto assolutamente pesante. Io voglio anche essere vicina alle famiglie, soprattutto ringraziare la protezione civile, i vigili del fuoco, tutti coloro che stanno intervenendo in questo momento in maniera tempestiva e con tutte le loro forze per appunto essere vicina alle persone che si trovano in difficoltà, al territorio stesso che è fortemente compromesso in una situazione drammatica. Giusto anche far presente che la nostra Regione Veneto subito si è attivata dando la disponibilità ad essere presente anche sul posto, e su questo va sicuramente ringraziata la nostra Regione, e sicuramente questi episodi, questi eventi drammatici, eventi atmosferici pesanti hanno delle conseguenze immediate che nell'emergenza vanno risolte, e soprattutto ci fa riflettere su come dobbiamo essere anche preparati per intervenire successivamente per la messa in sicurezza dei territori e per la loro ripristino dopo questi eventi pesanti. Tutta la mia vicinanza davvero di cuore, perché davvero questa notizia è una notizia oggi, in questo momento, molto pesante, e penso che tutti ci sentiamo di dover essere vicini.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 17 settembre, è la nuova farmacia Chioggia in via San Marco, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.